Ok, buongiorno. Come state voi? Bene? Sì? Abbiamo iniziato un bell'anno. Ok, já abbiamo passato 1% dell'anno 2026, ok? Tra poco nuova Páscoa e un nuovo Natale. Ok, cari, leggiamo il testo di Ebrei, capitolo 13. Oggi parleremo di una storia che abbiamo iniziato la predica a Capodanno e continueremo oggi con la storia di Giosuè. E ci sono dei principi che noi non possiamo dimenticare mai nella nostra vita. È un anno che si inizia e se io non riesco a avere questa coscienza della presenza di Dio, io posso perdermi veramente la mia realtà in questa terra. Ebrei capitolo 13, versetto 5, 6 e dopo versetto 8. Dice così: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Versetto 8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando leggiamo questo testo qua, è Dio che parla, è Dio che si rivela, è Dio che ci insegna dei principi importanti. Iniziare un anno, la mia vita non può essere condotta con l'amore al denaro, la preoccupazione con soldi, mi mancherà, non avrò. E questa è una cosa che non appartiene a un cristiano. Perché chi ti sostiene? Chi ti sostiene? È Dio. E il brano dice: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ossia, la mia fiducia, la mia sicurezza è in Dio. Non è quello che io ce l'ho in tasca, che ce l'ho in banca, non è questo, è Dio. Perché Dio sta gridando per noi: io non ti lascio, non ti abbandono mai. Perché Gesù stesso, e Lui ha detto: io sono lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ossia, tutto quello che abbiamo visto in Cristo Gesù nella storia è lo stesso Cristo Gesù nella nostra vita oggi. Perciò questo anno che si inizia, noi dobbiamo fare un patto con Dio e dire a Dio: io mi fido di te. Questo anno io vorrei avere una vita di sicurezza in te. Perché il testo dice: tu sei il mio aiuto, io non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Che cosa potrà farmi qualcuno? Perché Dio non mi abbandona mai. E che noi possiamo vivere questo anno con molta serenità, certezza, sicurezza e gioia, che Dio non ci abbandona mai. Le preoccupazioni tolgono la nostra gioia, le preoccupazioni tolgono il nostro sorriso, le preoccupazioni tolgono il nostro rapporto con le persone, le preoccupazioni uccidono la nostra vita, soprattutto nella parte economica. Perciò, che cosa potrà farmi l'uomo? Dio, che è il nostro Dio, ci ha dato una promessa. E che noi possiamo vivere questo anno con questa certezza: Dio non mi lascerà e non mi abbandonerà. Possiamo passare per un momento difficile, ma passare è quel momento prezioso, perché è lì che io mi fido del Signore, è lì che è la mia sicurezza nel Signore. Perciò questo Cristo Gesù, che è lo stesso ieri, oggi e domani, è questo e per sempre, è questo stesso Cristo che è con noi, e Lui non ci abbandona. E quando eu mi preoccupo, sto dicendo: eu non credo che Dio è Dio. E quando estou com a preoccupazione, io sto dicendo: io non credo che Dio è potente per fare tante cose. E questo ferisce il nostro Dio. Che noi possiamo vivere questo anno e iniziare questo culto con questa serenità e questa gioia, che Dio è il Dio della storia e della mia vita. Lui non mi lascia e non mi abbandona. Dio sempre è stato con te, e Dio continuerà a essere con noi oggi e sempre. Amém? Amém, Chiesa? Amém. Possiamo gioire, cantare e lodare il nostro Dio? Amém. Preghiamo. Prega con te stesso adesso. Parli con Dio e dica: Dio, tante volte io mi lamento della mia situazione, ma la tua parola dice che io devo essere contento con quello che io ce l'ho.
Confessa il tuo peccato di mancanza di fede, mancanza di fiducia. E confessa a Dio e dica: Dio, tu non mi abbandonerai mai. Io vorrei questo anno avere questa piena fiducia. La tua parola dice che Cristo Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Io vorrei fidarmi dello stesso Gesù che manifestou dei tanti miracoli, manifesterà anche nella mia vita. La mia vita non può essere dominata per i soldi, per il benessere, ma deve essere dominata per la presenza di Dio. Nostro Padre, la tua parola è questa parola che si rivela, è questa parola che si identifica con tutto quello che ho bisogno, perché questa è la tua parola. Quando leggiamo questo brano sembra che tu stai gridando nel nostro orecchio e tu stai dicendo: calma, calma, io non ti abbandono, calma, riposa, calma. Lo stesso Gesù che tu hai conosciuto nella storia è quello che è con te oggi e sarà per sempre. Perciò che questo anno io possa gioire, ringraziare e avere questa gioia intensa per trasmettere ai miei figli, ai miei genitori, alla mia moglie, al mio marito, alle persone intorno a me, o quanto io mi fido di questo Dio e Lui non mi abbandona mai. Grazie, oh Padre, che la mia condotta sia dominata per la fede in Te, per la sicurezza in Te, che la mia vita sia piena di questa Tua grazia. Nel nome di Gesù vogliamo iniziare questo culto con la gioia in Te, cantando insieme ao nostro grande Dio. Amém, Senhor. Amém? Possiamo alzarsi, possiamo stare in piedi, possiamo condividere la parola del Signore, cantare, adorare, e che tu possa dire alle persone al tuo fianco adesso, prende le mani e dica: Dio non ti abbandonerà, ok? Può dire questa parola alle persone al tuo fianco, può prendere la mano della persona e dica: Dio non ti abbandonerà, gioisci, Dio non ti lascerà, gioisci e ringrazia Dio perché Dio farà delle grandi cose nella nostra storia. Cantiamo e adoriamo il nostro Dio. Ci chiniamo e adoriamo Gesù.
santo è il Signore. Amen. Santo sei, Signore. È il primo culto dell'anno e noi continuiamo a ricordarci di tutto ciò che Lui ha fatto nell'anno precedente. È stato un Dio meraviglioso, è stato un Dio presente e ci ha dato tante vittorie su tante battaglie. Amen? Ed è per questo noi siamo qui, per lodare il suo nome, ringraziarlo e celebrare colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. Amen? Lodiamo il Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Alleluia tuo nome, Signore. È colui che è sempre con noi ed Egli ci dice che non ci abbandonerà mai e ci insegna dove noi dobbiamo proseguire. È la via, la verità e la vita ed è quello che ci risponde quando noi lo cerchiamo. Perché come un'amicizia, come possiamo conoscere una persona? Cercando e stando insieme. Se noi cerchiamo la presenza del Signore e stiamo insieme a Lui, noi lo conosciamo il suo volere, la sua verità e ogni giorno ci assomigliamo di più a Lui. Vero o no?
Amém? Cantiamo insieme. Che il vostro cuore non sia mai turbato, abbiate fede in me, abbiate fede in Dio. Nella casa del Padre mio un luogo preparato dove io vi riceverò, dove io vi accoglierò. Io sono la via, sono la verità, io sono la vita, per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre. Chi crede in me, prodigi farà. Cantiamo insieme. Che il vostro cuore non sia mai turbato, abbiate fede in me, abbiate fede in Dio. Nella casa del Padre mio un luogo preparato dove io vi riceverò, dove io vi accoglierò. Lui è la via. Io sono la via, sono la verità, io sono la vita, per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre. Chi crede in me, prodigi farà. Ciò che chiedete, chiedete nel mio nome. Ogni cosa che chiedete a me, per la gloria di Dio lo farò. E ciò che chiedete, chiedete nel mio nome. Ogni cosa che chiedete a me, per la gloria di Dio lo farò. Sono la via, sono la verità, io sono la vita, per chi crede in me, chi dimora in me, dimora anche nel Padre. Chi crede in me, prodigi farà. Amém.
Alleluia al tuo nome, Signore. Chi crede in te farà prodigio, Padre. Chi è con te, Signore, producerà i frutti, Signore, dello Spirito. E noi sappiamo di questo. Tu sei nel controllo di tutte le cose, sei nel controllo di quest'anno che inizia, Padre. E nel prima domenica noi consegniamo le nostre vite al tuo altare. Consegniamo le nostre famiglie. Quest'anno, Signore, tutto ciò che succederà, Signore, noi chiediamo la tua provvigione, noi chiediamo, Signore, il tuo favore, noi chiediamo, Signore, la tua presenza in mezzo a noi, Padre, perché noi sappiamo che da Lui, per Lui, in Lui sono state fatte tutte le cose, Signore. In te, soltanto in te, Signore, noi avremo la vita in abbondanza e la vita piena, Signore. Lodato sia il tuo nome, Signore. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, sei convinto di questo? E per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui insieme? Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché, Signore, perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Che profonde ricchezze e il conoscere e saper di Dio. Alleluia, tuo nome, Signore. Incommensurabile i suoi giudizi e le sue vie. Che profonde sono, che profonde ricchezze, il conoscere e saper di Dio. Incommensurabile
diamo gloria. Solo a te, Signore, noi consegniamo le nostre vite. Perché noi siamo qui, Signore. Perché tu ci hai chiamato per primo. Noi siamo qui, Signore, perché siamo stati salvati, riscattati, Signore, dal tuo sangue versato su quella croce, oh Padre. E non ci lasci dimenticare di tutto ciò. Ricordaci, Signore, ricordaci sempre, oh Padre, che tu sei un Dio d'amore, che tu sei un Dio che è presente, che lavora per noi mentre ancora noi dormiamo, e che tutto ciò che abbiamo, Signore, perché tu sei un Dio d'amore, un Dio di misericordia, un Dio che prende cura di noi. Ci aiuti, Signore, ci aiuti a capire tutte queste cose, Signore. Ci aiuti a ringraziare, essere grati per tutto ciò. Aiutaci, Signore, a autoconvincerci, Signore, che solo tu, Signore, è quello che è degno di ogni lode. E solo tu, Signore, è quello che deve essere per primo nelle nostre vite, Padre. Tante volte noi guardiamo te, oh Padre, e noi sentiamo che noi siamo lontani da te, oh Padre, che noi possiamo avvicinarci ogni giorno di più, Signore, ascoltare la tua voce di più, questa voce che ci chiama ogni giorno a pregare, a leggere la tua parola, ad assomigliare a te ogni giorno. Prendi cura di noi, Signore. Noi consegniamo le nostre vite, quest'anno che inizia, nelle tue mani, oh Padre. Usaci, Signore, come strumenti nelle tue mani. Prendi cura della tua Chiesa, oh Padre. Svegliaci, Signore, affinché noi possiamo vedere, Signore, gli occhi tuoi, oh Padre. Vedere con gli occhi tuoi. Insegnaci, Signore, a lavorare, a essere grati, Signore, disposti a fare la tua opera ogni giorno, oh Padre. A vedere che veramente tu sei il nostro Dio. Tu sei quello, Signore, che è davanti a noi e che ci chiama ogni giorno, Padre. E che sei quello per cui noi viviamo, oh Padre. Senza di te non siamo niente. Senza di te non possiamo fare nulla. Lode il tuo nome, Signore. Per sempre a me. A Lui la gloria. A Lui la gloria. A Lui la gloria. A Lui la gloria. Per sempre a me. Amém. Aleluia, teu nome, Senhor. Potete sedervi. Amém? A Lui la gloria. La nostra ragione esistenza in questa terra è per proclamare questo Dio, in modo che tutte le nazioni possano dire la stessa voce: a Lui la gloria. Come si dice in italiano a Lui la gloria? Come si dice in portoghese? Come si dice in romeno? Come si dice in ghanese? Olivia? George? Ah? Qual è l'altra lingua qua? Ossia, quanto è prezioso che tutte le nazioni possano dire allo stesso modo: a Lui la gloria.
Nós stiamo qua per proclamare o nome di Gesù a tutti i popoli, in modo che tutte le nazioni possano dire a Lui la gloria. Noi vogliamo vivere questo anno, abbiamo parlato predica di Capodanno, anche continueremo questa mattina, o princípio de que nós siamo qua per proclamare o nome di Gesù a tutti i popoli e noi dobbiamo portare la gente a conoscere Gesù. La tua casa deve essere aperta a portare i tuoi amici a scoprire Gesù tramite um estudo bíblico, tramite uma preghiera, tramite um encontro spirituale. Portiamo le persone qua, abbiamo delle sedi volte oggi, dobbiamo portare le persone a conoscere Cristo Gesù. Tu credi che Gesù transforma una persona? Tu credi in questo? Perciò io devo portare gli altri a essere trasformati. Eu não posso continuar allo stesso modo, eu devo portare la gloria do Signore a tante le altre persone perché io sono stato trasformato e adesso gli altri saranno trasformati. Come si dice a lui la gloria in giapponese? Ok, amém. Ossia, tante lingue adorando o Signore, è prezioso questo. E é quello che la Chiesa deve vivere in questo modo. Noi dobbiamo portare la gloria do Signore a tanti popoli. Noi non siamo qua per creare un ghetto di stare con i nostri amici, ma no. È gli altri che io devo portare a conoscere Gesù. E questa è la nostra priorità di vita. È questo il senso della nostra esistenza. Che domenica tu possa portare un amico, come sempre diciamo, un nemico, no? Porta un amico, in modo che lui possa scoprire che è Gesù che trasformò la nostra storia. Noi abbiamo un obiettivo di vita. È questo che noi vogliamo parlare questa mattina. Noi abbiamo un obiettivo. Dio ti ha salvato, ma non solo perché tu possa stare lì adesso, sono salvo e basta, per proclamare la salvezza alle altre persone. Leggiamo il testo di Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9 che dice: Giosuè, figlio di Nun, fu pieno dello? Giosuè, figlio di Nun, fu pieno dello Spirito. Fu pieno di spirito, di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani sul suo capo. E i figli di Israele gli ubbidirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Giosuè 1, di 1 a 9. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, o Signore parlò a Giosuè. Chi era Giosuè? Figlio di Nun. Chi era Giosuè? Servo di Mosè. Filho de Nun, servo de Mosè, ele disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al grande fiume, o fiume Eufrate, fino a tutto il paese degli Ittiti, sino al mar grande e verso l'Occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte, coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non ti allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Non te l'ho comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore tuo Dio sarà con te dovunque tu credi nelle promesse del Signore. Nosso Padre, vogliamo parlare, ascoltare, vogliamo vivere questo momento nella tua parola, Padre, e che tu possa insegnarci quei tuoi principi e che io possa, Padre, essere carico della tua presenza e del tuo Santo Spirito per vivere il tuo messaggio, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Che cosa ci insegna questo testo oggi? Ossia, la nostra vita è stata una vita chiamata delle conquiste. Noi siamo stati chiamati a conquistare.
Ou seja, se nós não estamos conquistando, nós estamos em perdita. Não existe um modo passivo, um modo de fermar-se. Ou estamos andando avante, ou estamos retrocedendo. Perciò la conquista fa parte della nostra vita. Noi vogliamo conquistare, noi desideriamo conquistare, noi vogliamo conquistare qualcosa. È un lavoro, è una vita, è qualcuno. Noi vogliamo conquistare sempre. E perciò che il Signore ha detto a Giosuè qua, adesso è con te, Giosuè. Mio servo Mosè, já se n'è andato, adesso è con te. E adesso Dio sta parlando alla sua chiesa. Chiesa, Gesù è andato in cielo. Lo Spirito Santo è con te. Adesso chiesa, è con te. Adesso sei tu, chiesa, a cominciare a conquistare persone. Sei tu, chiesa, a conquistare persone per una trasformazione. Un mondo sta soffrendo oggi nel maligno. Ma noi dobbiamo andare là e prendere queste persone a portare a Gesù. Questa settimana, dopo dobbiamo pregare su questo, mi ha colpito molto quello che è successo in Svizzera. Sono stati 47 giovani. E non erano solo giovani, 47 giovani e bambini, 13 anni. Che cosa fa un bambino di 13 anni dentro di una discoteca bevendo? Di un locale. Che cosa fa un bambino di 14 anni bevendo? Che cosa fa un adolescente di 17 anni alle ore 2 di notte bevendo in un locale? Questo mi ha colpito. E sabe che cosa mi colpisce quando ho visto un testo che dopo eu devo girare ai genitori? Un padre italiano dicendo: la colpa non è solo del proprietario di quello locale. Di chi è la colpa? Genitori. Dove c'è la testa di un genitore che permette un figlio sotto 18 anni di andare a un locale per bere? Dove è la testa di questi genitori? Dove è la testa di un genitore che autorizza un bambino a andare a bere con 13 anni? 14, 16, 17 anni. Ossia, questo padre stava dicendo: la colpa non è solo del locale, è di una generazione di genitori oggi che non sanno gestire i figli. A colpa è di genitori oggi che vogliono essere passivi e gentili con tutti i figli. Mio figlio vuole andare a bere? Va. E dopo succede questo. Ho visto dei video tristi, la morte arrivando e i ragazzini che cosa facevano? Registrando la sua propria morte. Stiamo con una generazione di giovani adolescenti che non sanno gestire o momento della morte. Non sanno che la morte sta arrivando e stanno registrando e cantando. È questo il nostro mondo. Perciò che Dio sta dicendo: la Chiesa è stata chiamata e ha ricevuto un comandamento da Dio. La Chiesa è responsabile di andare di là a prendere questa generazione e a portarla a Gesù dove c'è la vita. La Chiesa che deve andare nelle case dei genitori e dice: aprite i vostri occhi, genitori, prendete cura dei vostri figli. Perché è con voi che dovete avere la posizione di genitori, perché i vostri figli non periscano. Io ho vissuto fino a 20 anni con álcool nella mia vita. Io so che cosa significa andare in un locale e fare quello che quei ragazzini stavano facendo. Dio mi ha liberato di quello. Quello è un grande inganno. E i nostri genitori, i nostri figli pensano: non è morte. Perciò la Chiesa è stata chiamata oggi a predicare Cristo, perché è l'unico modo di salvare questa generazione che sta morendo. Oggi la Chiesa è una sfida molto grande di conquistare le persone a Cristo. Perché noi siamo qua? Noi siamo in questo mondo per predicare Cristo e portare la gente, perché Cristo è la salvezza e la liberazione. Noi siamo in questo culto per adorare il Signore e allo stesso tempo essere riempito della presenza del Signore, essere riempito della parola e uscire di qua con la consapevolezza e la responsabilità più grande ancora di diffondere questo messaggio di Cristo alla nuova generazione. Perciò questo brano di Giosuè ci guida dei principi importanti. Noi abbiamo una storia qua. Giosuè aveva una storia e lui ha mantenuto quella storia. Adesso è con noi questa storia di predicare Cristo. Quanti anni tu vivi in Italia?
5 anni, 20 anni, 30 anni, quanti anni? Quante persone tu hai portato a Cristo? Quanti anni tu abita dentro di quella casa? Quante persone sono entrate nella tua casa per ascoltare la parola del Signore? Quanti anni tu lavori in quella ditta? Quante volte tu hai parlato di Cristo in quel luogo? Quante volte tu hai portato il tuo amico a prendere un caffè e lì parlare di Cristo, che questo Cristo ha fatto nella tua vita? E tu puoi dire, pastore, eu non so come posso evangelizzare. Cara, evangelizzare è la cosa più semplice nella vita. Evangelizzare è molto semplice. Chi era Caio? Come Caio ha conosciuto Gesù? Come Gesù ha cominciato a lavorare nella vita di Caio? E chi è Caio oggi? Punto. Tu vuoi evangelizzare una persona? Tu cominci a dire chi era Aleph? Come Aleph ha conosciuto Gesù? Come Gesù ha cominciato a trasformare la vita di Aleph? E chi è Aleph oggi? La gente dirà, ma tu eri così, adesso Gesù? Sì, è questo mio Gesù. Non serve fare un studio dottrinale, non serve fare un studio di teologia. Tu devi parlare della tua vita e della trasformazione di Cristo nella tua vita. Non è semplice. E quando cominci a parlare di Cristo, lo Spirito Santo comincia a entrare nella storia, tu cominci a vedere le cose grandi che lo Spirito Santo farai. Perciò il testo qua, Giosuè era pieno dello Spirito. E noi siamo pieni dello Spirito. E questo Spirito Santo comincia a usare la nostra vita e noi cominciamo a trasformare le persone. Perciò il primo punto di questa predica c'è la parola alzati. Alzati, esci dal tuo conforto, esci da quel modo comodo, dalla tua pigrizia, esci da quella timidezza, esci da quella io non so parlare, io non so spiegare bene, esci di questo mondo. Se tu sai spiegare come si fa una torta, come si fa una grigliata, come si fa una camminata, come si fa un esercizio, come si fa qualcosa, se tu sai fare questo, tu sai spiegare che cosa Gesù fece nella tua vita. Alzati, tu hai una chiamata. Deuteronômio 34:9, Giosuè, filho di Nun, foi pieno di spirito, di sapienza, alzati, alzati. Perciò la scelta delle persone che Dio vuole lavorare, che siano pieno dello Spirito, che cosa sia pieno dello Spirito? Completamente vuota della carne. Quando sono pieno dello Spirito, è lo Spirito che mi guida. Non è più la mia carne, non è i miei desideri, non è più la mia volontà, è pieno dello Spirito. È lo Spirito che mi guida, è la volontà del Signore che mi guida, è il Signore che mi guida la mia storia, è il Signore, è pieno dello Spirito. Perciò i primi leader della Chiesa erano pieni degli Spiriti. Atti 6:3, pertanto fratelli cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieno di Spirito, di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Alzati, pieno di Spirito. E quando eu sono pieno di Spirito, io sono pronto a servire a opera do Signore, o Signore farà di me delle cose stupende e meravigliose, e quando eu comincio a parlare di Cristo, la gente conoscerà chi è il Salvatore. C'è in Giovanni capitolo 14, dice che quando eu estou davanti alle persone, io non so che cosa io parlerò, ma lo Spirito Santo aprirà la mia bocca e io parlerò. È lo Spirito Santo che mi usa. Tu credi nella presenza dello Spirito Santo nella tua vita? Tu credi nella potenza dello Spirito Santo? Se tu credi che lo Spirito Santo ha il potere, Lui userà la tua vita e farà dei miracoli mentre tu aprirà la tua bocca. Alzati e comincia a predicare Cristo. Noi dobbiamo abbandonare questa nostra poltrona, questa pigrizia, questo nostro conforto. Noi dobbiamo uscire e cominciare a entrare in una battaglia a parlare di Cristo, a nuova generazione. Quanti giovani sono stati morti? 47, fino a ieri, non lo so, sono più di 100 in ospedale in una situazione critica. Ma se quel gruppo di giovani conoscesse il Signore, stavano adorando il Signore no giorno primo di gennaio, 31 di dicembre. Se quei genitori stavano in chiesa com i suoi figli, não eram quei giovani lá. Se loro stavano adorando il Signore, erano oggi in adorazione del Signore e potevano cantare questa musica. A Lui lá, la gloria, la gloria. Quello che mi preoccupa è che sono i genitori oggi che stanno portando i figli fuori dalla chiesa. A Lui la gloria. E che tu porti i tuoi figli a scoprire questo e a uscire di un luogo di morte.
Noi non troviamo nella Bibbia nessun personaggio che hanno creato una storia stupenda in silenzio. Loro stavano predicando Cristo. Loro stavano parlando della salvezza. Loro stavano parlando della vita. Dio non chiama una chiesa per riposare. Dio chiama la chiesa per servire. Dio chiama una chiesa per lavorare con fatica. Quando tu está lavorando com o Senhor e com fatica, tu está facendo bene. Se tu está lavorando o Senhor e com adesso posso, não posso, calma. A obra de Deus se fa com fatica. É uma domenica quando si alza alle 7 del mattino e si prepara e viene in chiesa. Che ora siete arrivati voi oggi qua? Alle 8:45? É fatica ou não é fatica? É fatica. E é così. É prezioso ou não é prezioso? É prezioso, mas é così. Não é quando eu posso. É com fatica. Perciò alzati. Perciò che Dio dice a Giosuè, alzati, vá. Número 2, c'è un obiettivo. O texto dice, attraversa il Giordano e conquista. C'è un obiettivo. Esci dalla tua casa e oggi lá nel tuo luogo di lavoro prende tuo collega e va a prendere un caffè con lui dopo il tuo expediente e parla di Cristo e conquista. Oggi quando tu esci dalla tua scuola, dalla tua università, porta un amico ali, andiamo a prendere un gelato e finisci lì e conquista e parla di Cristo. Oggi esci lì e entra lá in quel luogo e porta una persona e conquista. Perciò Giosuè, la tua chiamata è entrare in quella terra. La tua chiamata è parlare di Cristo alle persone. Tu credi che Cristo salva? Vá! O obiettivo ali era la terra promessa. L'obiettivo nostro è per tutte le nazioni. Ah, quanto bello quando la coisa qua possa avere 20 lingue diverse, adorando o Senhor in tutte le lingue, adorando e cantando questa musica, a Lui la gloria. E quando nós cominciamo a cantare in tutte le lingue, fará um movimento in cielo que nós não possiamo mai immaginare. Sarà stupendo. É questo che Dio vuole da noi. O obiettivo è predicare il Vangelo. Chi ti ha portato in Italia? Dio. E é interessante, Dio ha fatto un movimento migratório de tante nazioni che sono in Italia. E nós stiamo perdendo l'obiettivo di questo, obiettivo divino. È perché qua in Italia noi possiamo parlare in modo libero di Cristo a tante le altre nazioni. Adesso abbiamo la libertà di parlare a tante altre nazioni. Non serve che tu vá in l'altro paese. Qua in Italia tu puoi parlare di Cristo a tutto il mondo. É questo il nostro obiettivo. Perciò l'obiettivo è alzati, vai, conquista la terra e sarà tua. Ubbidisci a questa chiamata. Come abbiamo parlato sul Capodanno, senza obbedienza noi non possiamo fare nulla. Quando noi pensiamo a noi stessi, noi siamo disobbedienti. E la parola disobbediente è collegata con l'altra parola che si chiama ribelle. Quando eu não obedeço, eu sou um rebelde. E não é rebelde ao pastor, alla chiesa, é rebelde a Dio. Ubbidisci, esci dalla tua zona di conforto e vá a conquistare terra, vá a conquistare vita, conquistare persona. Noi dobbiamo, e o texto dice, tutti i luoghi che tu metterai i tuoi piedi, tu conquisterai. Dove io inserirò i miei piedi, parlerò di Cristo. È lì che io comincio a proclamare o nome di Gesù. Perché tu abiti in quel palazzo? È per parlare di Cristo alla gente. Número 3, e qua tem um princípio muito importante. Josué era discípulo de Moisés. E é interessante o texto, não? Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Oh, quando lê o texto, servo de Moisés, mas que coisa? Mas eu só posso ser um líder se eu sono sotto la guida di un altro leader. Qualche settimana fa io ero a un incontro di un'associazione per evangelizzare Italia. E è interessante che il leader, una persona molto conosciuta qua in Italia, e lui stava parlando do progetto qua per il Veneto, no? E lui a un momento ha detto così: io sono parte di una chiesa, ha detto il nome della sua chiesa, e il mio pastore si chiama
e ha detto il suo nome do pastore, Zarazaga. Ho conosciuto, lui già è venuto a Treviso tanti anni fa, ho conosciuto bene il pastore Zarazaga, e ho detto a lui, mi è piaciuta la frase, perché mai io posso essere un leader se io non sono sottomesso a un pastore, a un altro leader. E è proprio così. Io só posso essere un leader se io sono sottomesso a un altro leader. E è questo leader che Dio mi ha donato. Perciò per predicare Cristo, per conquistare una nazione, io devo essere guidato da un leader. E è questo princípio che Dio ci insegna. Perciò Giosuè, que era o servo de Mosè, que era o líder de Dio, ele caminhava assieme a Mosè. Lui rispettava i suoi leader. E è interessante che Giosuè ci insegna un princípio molto importante. Lui e Caleb sono andati a vedere questa terra. Erano gli altri 10 spie, erano 12 spie. E quegli altri lamentelli degli altri 12 spie, 10 spie, hanno fatto un'assemblea. Puoi immaginare un'assemblea battista, faremo dia 25 qua. 10 contro 2. Come saremo noi? I 10 sono stati favorevoli, non conquisteremo la terra, dobbiamo cambiare veramente e adesso rimaniamo dove siamo nel deserto, perché è stato vinto da 10-2. Era così l'assemblea col tempo di Israele? Era così, 10-2. Ma Caleb e Giosuè hanno messo la faccia e hanno detto, no, noi conquisteremo sì, perché il Signore è con noi. E qua è questa storia. Perciò questi due hanno messo la faccia per essere morti, in difesa di una chiamata del Signore, in difesa del suo leader, che era Mosè. Numeri 14,4 dice, nomiamo-te un capo e torniamo in Egitto. Era questa la deliberazione. Ma, numeri 14, 6-10, Giosuè e Caleb, ho messo lì il puntino perché la storia è lunga, parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele. E o paese è buono, molto buono. Se il Signore ti è favorevole, ti farà entrare e ti lodará. Soltanto não vi ribellate ao Signore e não abbiate paura del popolo, poiché ne faremo nostro pascolo. Allora tutta la comunità parlò di abbracciare, appoggiare, offrire una festa, camminare con loro, di lapidarli. Ma la glória do Senhor apparve e protege Giosuè e Caleb. Um líder que vuole essere líder, protegge seu líder a ponto di dare la propria vita. Giosuè è stato scelto perché lui era un servo e stava proteggendo il suo leader. Noi dobbiamo imparare questo principio. Chi è il tuo leader? Protegge. Chi è il mio leader? Eu devo proteggere. Tutti noi siamo sotto una guida di qualcuno e noi dobbiamo imparare a proteggerli. E è questo princípio che ci insegna. Se eu vorrei conquistare una terra, eu devo imparare a essere sottomesso a qualcuno. Se eu vorrei conquistare e alzarmi per una conquista, eu devo imparare a essere guidato. Perché Giosuè camminava accanto a Mosè. Giosuè fu fedele ao Senhor e obediente ao Senhor e ao seu líder. Chi non ha un leader non riesce a guidare un popolo. Chi non è sottomesso a qualcuno non riesce a guidare nessuno. E è questo principio che Dio stava insegnando a Giosuè. E è questo principio che il Signore ci insegna a noi come Chiesa. Noi dobbiamo imparare il senso della obbedienza e la sottomissione per essere un leader. E è interessante che la parola leader è collegata con la parola servo. Come stiamo studiando Filipensi, dobbiamo riprendere le prediche Filipensi nelle prossime settimane. Come Paolo si identifica alla chiesa di Filipensi, di Filippi, chi si ricorda? Paolo, ho predicato diverse volte su questa frase. Paolo, servo. Paolo, servo. Paolo, servo di voi. Noi siamo servi uno degli altri. È lì che noi siamo leaders. Paolo è servo. Noi siamo servi. E è questo un principio che noi dobbiamo imparare. Perciò per conquistare persone sono servi. Sottomessi a qualcuno. Sono servi. Quarto punto, c'era una promessa. E la promessa era così. Che Dio diede a Giosuè. Io
do. La promessa é do Senhor. Così quando nós estamos evangelizando uma pessoa, o Senhor está dizendo: Caio, sono io che ti do questa vita. Sono io che farò. E eu devo credere che l'opera è del Signore. Sono io che offro. Sono io che do. Perciò in quel momento Dio sta dicendo: Giosuè, alzati, va, perché sono io. E qua è il senso di fidarsi del Signore. Come abbiamo parlato all'inizio, il Signore non mi abbandona. Quando eu esco a parlare di Cristo, quando eu esco a parlare dell'amore di Dio, il Signore è con me. Perciò l'opera è del Signore, appartiene al Signore, l'opera non è nostra. Tu vai vedere la rovina di questa chiesa è quando noi cominciamo a dire: questa chiesa è opera nostra. È del Signore. All'opera del Signore. Tutto è del Signore. È Lui la gloria. A Lui la glória, perché è Lui che agisce. E eu devo credere nel soprannaturale di Dio che sta lavorando in mezzo a noi. Eu devo credere che Dio è in mezzo a noi che sta trasformando, agendo. Eu devo credere in Dio che fa delle cose stupende. È Dio la opera del Signore. Quante meraviglie il Signore sta facendo. Ieri stavo parlando con un gruppo, no, che questo anno faremo 25 anni della Chiesa. Così il giorno 15 di marzo nós vogliamo fare qua un culto di ringraziamento, un culto molto speciale. E sarà la chiesa di Belluno, Conegliano, Padova e Treviso, tutte le chiese qua assieme. 15 di marzo noi faremo qualcosa molto speciale. Perché il Signore sta facendo le grandi cose con noi. Chi si ricorda come era la chiesa? Alzira, Pietro era qua, Marcelo e Jaqueline eravate qua. Chi era qua 25 anni fa? Non eravate neanche nati, no? Ok. Ossia, 25 anni fa, noi eravamo dentro di una sala così, ok? Sì, è cominciato l'albergo, dopo quando sono arrivato era una sala così, piccola. Si pagava 1.000 e qualcosa euro di affitto più le spese. Si pagava tanto per una saletta. E la chiesa è cresciuta. E oggi è a Padova, oggi è a Verona, oggi è a Conegliano, oggi è a Belluno. E la chiesa è cresciuta. A Lui la gloria. E il Signore vuole fare ancora di più con questa chiesa. E che nei prossimi 25 anni noi possiamo quadruplicare il numero delle chiese. Perché il Signore ti sta chiamando a questo. Esci, alzati. O Signore ti darà. O Signore fala chiamata. O Signore ha scelto te. Perché tu sei qua? Una decisione mia. Una decisione del Signore. Chi ti dà il dono? Il Signore. Rimbocca le maniche adesso e va a lavorare e alzati. E il Signore farà delle meraviglie. E o Senhor está preparando dentro do Capodanno. Noi vogliamo adesso iniziare, ma vogliamo lavorare con le persone che vogliono servire, non con i pigri, ma con le persone pronte a morire per la opera del Signore, pronte a dare un sacrificio per il Signore. È lì che il Signore farà, perché il Signore ha detto: io darò. Giosuè, alzati, io ti do questa terra. Chiesa, Agape, alzati, io darò questa persona per te. Io darò quello luogo per te. Io darò. Era un Caleb e Giosuè. Gli altri dicono: no, non ce la faremo. È troppo grande. Non possiamo fare. Noi siamo piccoli. Oh, Dio è con noi. E faremo sì, alzati. Quinto punto. E qua viene il nome di questa ragazza. Quinto punto, come ti chiami? Vittoria. O Signore ha dato una promessa di vittoria. O Signore ha dato una promessa di vittoria. E il Signore ha detto così nel versetto numero 6: nessuno resisterà. Che bella frase. Quando eu vado, nessuno resiste. Quando eu vado nel nome do Signore, nessuno resiste. Quando eu vado nella potenza dello Spirito Santo del Signore, nessuno resiste. E eu avrò lá. Io avrò la vittoria. Perché il Signore che farà questo. Che bella frase, nessuno ti resiste. Matteo 16:18, che cosa dice? E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere.
Tu sei Chiesa Battista Agape, io ti dico, le porte di Hades non resisteranno al tuo avanzo. La Chiesa c'è questa promessa di vittoria. Noi non siamo stati chiamati alla sconfitta. Noi siamo stati chiamati alla vittoria. La sconfitta viene quando abbandoniamo la parola del Signore. Quando abbandoniamo di seguire la chiamata del Signore. Ma quando Dio ci chiama, è la vittoria. Tu sei Chiesa Battista Agape, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte di Hades non potranno vincere. È questa vittoria che il Signore ci darà. La opera è sua. Esce del tuo conforto, esce dalla tua sicurezza umana e entra nella storia del Signore. La vita cristiana è piena di avventura. La vita cristiana è stupenda. Quando eu comincio a mettere la faccia per il Signore, sarà un'avventura dopo l'altra. Quando eu seguivo la mentalità del mondo, eu pensava che era bello bere, andare in locali, faceva questa avventura. Che cosa triste. Mi sono convertito e è lì che ho cominciato a vedere le cose belle. Quando una persona si converte, quando una persona è trasformata, quando una persona è guarita, quando una persona è libera. Lì che c'è una vittoria, lì che c'è un'avventura, lì che c'è una nuova storia. Fúria, è molto più bello vedere una persona si convertendo che pescando un pesce. Ossia, faccio questa battuta con Fúria. Ossia, quando vede quel pesce che viene, che era difficile, e è grande così, 3 kg, uau! E quando una persona si converte, noi diciamo, uau, 15 battesimi questo anno, che avventura! Tu vuoi vivere di vittoria in vittoria, di avventura in avventura? Ubbidisci al Signore e tu vedrai le grandi cose. Número 6, sono solo 42 punti, non preoccupatevi, ok? Forza e coraggio. Interessante che Dio ripete a Giosuè, forza e coraggio, perché nós stiamo in una battaglia. E quando nós stiamo in battaglia, ci manca appoggio. Quando stiamo in questa battaglia, ci manca il sostegno. Quando stiamo in questa battaglia, c'è la solitudine. Quando stiamo in questa battaglia, c'è l'abbandono delle persone. Quando stiamo in questa battaglia, sembra che i nostri valori stanno sbagliando. Quando stiamo in questa battaglia, sembra che è tutto difficile e lontano. Quando stiamo in questa battaglia, comincia a vedere il fascino del mondo che ti attira. Quando stiamo in questa battaglia, noi cerchiamo delle scorciatoie per arrivare più veloci. Grandi sbagli facciamo. Quando stiamo in questa battaglia, ci sono tante situazioni delicate. Perciò che Dio sta dicendo, forza e coraggio. Perché è una battaglia che io dipendo solo di Dio, non delle persone. E melhor que pensam, não, eu devo avere il sostegno di questo, eu devo avere appoggio di quello sarà una persona che camminerà con me. Dio dice, Caio, no, tu hai bisogno di me. Chiesa Battista Agape, tu hai bisogno di Dio. E è Dio che farà le grandi cose nella tua storia, nella tua vita. È Dio. Perciò tante delusioni arriveranno, perché noi abbiamo creato una illusione. Ma quando eu mi fido do Signore non ci saranno delusioni. Perché no Signore non ci saranno illusioni. È un fatto. Perciò forza e coraggio. Paolo in mezzo ai nemici, ma arriva fino alla fine. Forza e coraggio. Um eroe che vince è con forza e coraggio. La forza viene del soprannaturale di Dio, del miracolo di Dio. La forza viene di Dio che farà delle cose stupende nella nostra storia. Forza e coraggio. Coraggio significa che eu non riesco, ma io vado. Coraggio significa che ti saranno tante idee diverse, ma io continuo. Coraggio è quando sembra che l'obiettivo è troppo grande e non ce la faccio lontano, ma io vado. Coraggio significa scappare di tutto quello che impedisce che la strada possa essere continuata, ma io vado. Coraggio non può adattarsi alla situazione che il mondo ti insegna. Forza e coraggio, Chiesa, perché la terra Dio vi darà. E è tanta terra. Comincia lì sul Dolomite, c'è un mare qua, non è o Adriatico, c'è l'altro mare di là, c'è la Francia, c'è il sud ionico. È questo il confine che Dio sta dando a te. Conquista questa terra. Va a conquistare questa terra. Va con coraggio e forza. Non desista mai. Número 7. Segue la parola del Signore. Porque la parola que me guida, la parola di Dio è preziosa, è ricca, è potente e che trasforma. Crede che questa parola ti guidi.
Quanto texto tu hai letto della Bibbia questo anno? Já siamo no 4º giorno. Chi já ha letto a Bibbia questo anno? Chiudo gli occhi qua per non vedere. Tu já hai letto la Bibbia questo anno? Quanti capitoli tu hai letto da Bibbia questo anno? Pastore, ancora no. Che vergogna! Come tu puoi avere forza e coragem se tu non leggi la parola? È la parola che ti insegna. Quanti capitoli tu hai letto questo anno? Já sono passati 3 giorni completi, o 4º já stiamo arrivando. Leggi la parola. E questa parola perciò che Dio dice a Giosuè: Giosuè, non sviare alla destra, neanche a sinistra. Segui. Non prende la destra, neanche a sinistra. Segui. Come tu puoi essere coraggioso e forte se tu non leggi la parola, Giosuè? Segui. È questa parola che ti darà vita, Giosuè. Segui la parola. Efesini 4:3-17. Non comportatevi di più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Prendi la parola e che guidi la tua vita. Deuteronomio 32:47. Poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso passando il Giordano. Vuoi continuare più tempo in questa terra? Obbedisci alla parola del Signore e cominci a mettere in pratica, e il Signore ti darà onore. Amém, Chiesa? Prende la parola, leggete la parola, vivete la parola. Segue e obbedisci. Numero 8. Mancano solo 34 adesso. Non sviare l'attenzione, non guardare alla destra e non alla sinistra. Che cosa succede con noi quando stiamo facendo l'opera del Signore? Guardiamo alla destra e guardiamo alla sinistra e ci perdiamo. È quando noi siamo attratti dalle altre situazioni della vita e ci perdiamo. Quando cominciamo a fare l'opera del Signore, ci vengono tante proposte e tante seduzioni per cercare di fare l'altra cosa. Allontanati da questo. Attenzione. C'è un personaggio no livro di Neemia, di Esther, che stava cercando di togliere l'obiettivo di andare a Gerusalemme. Attenzione. Ci sono delle proposte bellissime umanamente, ma ti tolgono la parola del Signore e ti tolgono l'obiettivo di conquistare vita. Attenzione. Quando vieni da Dio, è una chiamata solo. Una cosa che io comincio a dubitare não, tante persone dicono: Dio adesso mi ha detto di... Sì, ma 4 giorni fa, 4 mesi fa, Dio ti ha detto una cosa. Adesso Dio ti ha detto l'altra cosa. Eu não conosco um Dio confuso. Quando Dio dice una cosa, è per quanto tempo? Per sempre. Pastore, Dio adesso sta mi dicendo che devo fare l'altra. No, questo non è Dio. Quando mio Dio mi dice una cosa, è per sempre. Io credo, io seguo. Dio non cambia di opinione. Abbiamo parlato all'inizio del culto. Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre. La parola di Dio è la stessa ieri, oggi e per sempre. Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quando Dio dice una cosa, Dio non cambia di idea. Dio ti ha dato una parola. Mantieni e continua fortificato nessa parola del Signore. Quando noi perdiamo la chiamata del Signore perché abbiamo preso la nostra attenzione alla destra e sinistra. E è interessante, nella parola di Dio ci sono tanti esempi negativi di personaggi che stavano camminando bene e hanno fatto un sguardo a destra e hanno fatto un sguardo a sinistra e si sono persi. Davide stava bene, ha fatto un sguardo sbagliato, finito. Salomone stava molto bene, ha fatto un sguardo sbagliato, è finito. Tanti stavano camminando molto bene, hanno fatto un sguardo sbagliato e è finito. C'è un testo in Galati 5:7 che dice: voi correvate bene. Chi vi ha fermati perché non obbediate alla verità? Tu stava bene. Chi ti ha sviato? Chi ti ha detto qualcosa e che tu hai perso l'obiettivo di parlare del Signore? Chi? Stava bene. Non incolpare nessuno. La responsabilità è minha. Guardare alla destra, guardare a sinistra, perdere l'obiettivo della vita significa morte. Perciò io devo proseguire nella chiamata che il Signore mi ha dato. Numero 9. E ultimo punto. Dice così: presenza divina. E questo testo mi piace tanto. Io sarò con te. Non ti abbandonerò mai. Giosuè ti ha chiamato.
C'è una promessa. Prossegue como um servo. Vá avante. Sii forte e coraggioso. Giosuè, non guarda a destra e a sinistra. Segue la parola che ti ho lasciato. Giosuè, io sarò con te. Io non ti abbandono. Cari, questa promessa è meravigliosa. Pastore, ma tanto è difficile. Sì, ma Dio è con me. Pastore, ma Dio è con me. Eu sono sicuro. Eu sempre dico a Astrid uma frase. Quando o Astrid comincia a dire qualcosa, eu sempre dico, qual é a frase, Astrid? Que io não sbagli. Eu não posso guardar a destra nem a sinistra. Eu devo continuar forte e coraggioso e prosseguir, perché Dio non mi abbandona. Dio non mi abbandona. E é questa sicurezza. Io sarò con te e non ti abbandonerò. Esiste questa promessa. Perciò o prosperare è perché Dio è con noi. Dio è con me. Quando stiamo dentro di questa chiamata, io non mi sentirò da solo. O Signore è sempre con me. Amém, Chiesa? Gli altri 33 punti vi lascio per l'altro giorno. Che Dio ti benedica. Proseguiamo questa chiamata. Prossima domenica, portate i vostri amici. E tu vedrai che sarà una conquista di terra. Una conquista che Dio ti sta dando. Portate i vostri amici a conoscere questo Gesù che ti salva. Portate i vostri amici, che lì loro vedranno chi è il Salvatore. E loro vedranno, non è un locale che mi dà gioia, è Gesù. Preghiamo. Stiamo in battaglia, ma con la promessa di vittoria. Nosso Padre, grazie. Grazie per le battaglie che tu ci dai, perché stiamo proseguindo per conquistare una terra. Grazie per le battaglie che tu ci dai, perché stiamo camminando per delle conquiste tue, Padre. C'è una terra grande che tu ci hai data, che possiamo mettere i piedi e conquistare. La nostra terra sono persone, sono gente. È un popolo che non ti conosce, oh Padre. È un popolo che ha bisogno di conoscere Gesù. Nosso Padre, che questa Chiesa sia forte e coraggiosa per conquistare anima, perché tu non ci abbandonerai mai. Che possiamo avere questa Chiesa piena di persone, uomini e donne coraggiosi, fedeli, costanti, perseveranti, che non si lamentano mai di nulla e che proseguono questa storia, Padre. Conquistare vita per te, sfondare quella porta dell'Ades e prendere lì delle persone per te. Preghiamo, Padre. Preghiamo per le conquiste e vittorie. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Staremo adesso celebrando una vittoria, celebrando una persona che ha conquistato, celebrando una conquista stupenda per noi, celebrando una grande motivazione della nostra vita. È la cena del Signore. Così staremo prendendo adesso il pane e il calice, e staremo ricevendo questo pane e il calice, e staremo lì celebrando o nome di Gesù. Staremo ascoltando una musica, se tu vuoi cantare oppure no, ma che tu possa in questo momento cantare o adorare o in silenzio riflettere sulla tua vita. Come sta la tua vita con il Signore? In questo momento possiamo celebrare la cena. Quelli che devono servirci, per favore, potete venire davanti e già possiamo portare i vassoi e possiamo celebrare la cena del Signore adesso. Ok? Mentre cantiamo, ascoltiamo una musica. La cena del Signore è per quelli che credono e è per un momento di riflessione della nostra vita del Signore. Possiamo cantare, adorare e vivere questo momento con il Signore.
lassù, nessuno ci separerà. C'è qualcuno che non ha preso il pane, il calice? Possiamo celebrare. Prendiamo il pane. Ricordiamo un corpo, un dolore, una sofferenza. Per me. Una conquista, una vittoria. Sembrava una sconfitta, ma è stata una vittoria. Per me. Possiamo mangiare e ricordare questo sacrificio. Prendiamo il calice, ricordiamo di un sangue che mi ha purificato. Ricordiamo un sangue che mi ha portato alla presenza del Padre. Ricordiamo un sangue che mi ha trasformato. Beviamo insieme. Grazie, Padre. Grazie alla grandezza di questo momento che possiamo celebrare la tua cena. Un sacrificio che mi ha dato vittoria. Grazie, Padre, che nei miei occhi c'era la sconfitta, ma nei tuoi occhi c'era la vittoria. Grazie che adesso io posso vedere una conquista e la mia vita è trasformata da te. Grazie per questo momento di liberazione, di vita, di un valore eterno. Grazie. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Un abbraccio alla persona, una parola dolce, una parola di edificazione alle persone vicino a te. E se allontana da te, esce del tuo posto e va lì e dà una parola che possa edificare questa persona, una parola che possa portare veramente delle grandi conquiste. La Chiesa c'è questo momento speciale, questo momento nobile per tutti noi. Amen, Chiesa? Ok, quale cantico? Cantiamo Eterno Dio, momento di offerta, di decima, consacrazione, momento di dimostrare che la mia fede è nel Signore. Offriamo al Signore e possiamo vivere questo momento con gioia. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai.
eterno amor. Fedele es el Señor, no cambia mai tu serás siempre. Secano mi alzerás, tú mi difenderás, custodirai la mia vita. Signore Padre, ti ringrazio per questa giornata, ti ringrazio per questo culto che abbiamo potuto dedicare a te, Padre. Ti ringrazio per la possibilità di essere qua, per la libertà di adorarti e di ascoltare la tua parola, Signore. E ti ringrazio perché ci benedici sempre in ogni modo, Signore, anche con un lavoro, con una fonte di reddito, Padre. Ti ringrazio perché provvedi sempre alle nostre necessità, Signore, e non ci fai mai mancare niente, Signore. Quindi ti ringrazio per questo momento nel quale abbiamo potuto tornare a te tutto ciò che è tuo, Signore, tutto ciò che sei stato tu a donare a noi. E ti ringrazio profondamente, Signore, perché provvedi sempre, continui sempre a provvedere a noi. Ti ringrazio per tutto, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Sono gli avvisi, vediamo qua. Cari, tu vai evangelizzare, ci sono dei calendari lì, e è un bel regalo che se tu non hai dato ancora al tuo vicino di casa, un amico, di collega di lavoro, porta un calendario, ogni giorno c'è una parola, e questo calendario aiuta tantissimo, ok? Voi non potete immaginare, c'è una signora qua che... la pizzeria, chi conosce la pizzeria qua vicino? Tanti di noi già siamo andati lì a prendere la pizza, no? E sempre che io vado lì c'è il giorno giusto che lei lascia. Ho portato a lei questa settimana il calendario, ha ringraziato, e se tu andrai là oggi, tu vedrai che già sta no giorno 4. E lei dice, leggo sì, pastore, grazie per questa parola. Così tu puoi immaginare, no? Così ci sono ancora, penso, una decina di calendari che sono ancora avanzati. Se tu vuoi fare un'offerta, puoi fare, ma o importante è evangelizzare le persone, ok? Ok, assembleia, avremo 2 assemblee questo mese. Il 18, subito dopo il culto, un'assemblea locale di Treviso, noi staremo scegliendo i 9 diaconi, ok? E così 18 finisce il culto, faremo un'assemblea solo per la scelta dei 9 diaconi qua e un po' resoconto qua di Treviso, ok? Il 25 gennaio è un'assemblea generale con tutte le nostre sedi, è un'assemblea ufficiale dove noi dobbiamo per forza di legge italiana portare tutti i documenti al governo italiano entro il 28 di febbraio. Ok, così dobbiamo fare questa assemblea generale il 25 di gennaio, che sarà verso le ore 14 con tutte le nostre sedi, ok? Pregate per me, mercoledì io avrò un evento a Follina, evento con diversi leader cattolici. Io sarò lì, avrò 1 ora e mezza per parlare della nostra fede e di quello che noi crediamo nella parola del Signore, e dopo sarà un po' di dibattito. E così mercoledì alle ore di 20:30 mi sembra sarò lì a Follina vicino a Pieve di Soligo, ok? Calendario. Io vorrei adesso pregare per i genitori, ok? Vogliamo finire il culto pregando per i genitori. Come ho detto in mezzo al messaggio, sono molto preoccupato con i nostri genitori, con i figli, di quello che ho visto in Svizzera. E che i nostri genitori possano avere pulso forte. E amare non è dire sì, è sapere gestire i figli, è sapere avere il controllo dei figli. E tante volte noi stiamo perdendo i nostri figli. Quando ho visto testimonianza dei genitori che sono pentiti, che non c'erano più i figli, ho pensato tanto ai nostri figli, ai nostri genitori. Preghiamo, prendi, se tu sei con la tua moglie, il tuo marito, con i tuoi figli, prendi la mano. Perché stiamo vivendo un periodo molto delicato. Álcool, un piacere do mondo che è un'illusione,
amicizia che ti toglie la gioia nel Signore e che i genitori possano avere il controllo, il discernimento, forza e coraggio per gestire i figli. Nosso Padre, io prego in questo momento, noi stiamo pregando per i nostri figli e per i nostri genitori. Che i nostri ragazzi ti amano, Padre, possano amarti con tutto il cuore. Che loro possano vivere, oh Padre, una vita libera, sana, giusta in te. Una vita che possa prosperare. E Dio, che dia saggezza ai genitori. Che i genitori possano avere la sicurezza in te, o discernimento tuo, questo spirito di intelligenza, in modo che possano gestire i figli e che i figli possano amarti. Viviamo in un mondo, Padre, dove esiste un inganno e i nostri ragazzi stanno cadendo in questa trappola. Hanno perso anche il discernimento della vita e della morte. Ma che i nostri genitori possano insegnare, possano camminare insieme ai figli e portare questi ragazzini e ragazzi a un'adorazione a te. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questi genitori e ogni famiglia. Benedici i nostri ragazzi, i nostri giovani adolescenti. Benedici i nostri bambini che possono vivere per te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Prossima domenica, eu sempre dico, questa parte qua era piena di ragazzi e dei giovani adolescenti. Ok? Hoje está calando. Próxima domenica, portate i vostri figli. Amém, Chiesa? Portate i vostri figli. Sarà un giovane che predicherà, ok? E così è prezioso. E che noi possiamo istruire i nostri. Amém? Buona domenica a tutti. Dio vi benedica. Ciao.